Buongiorno amici di Mattoscacco. Il test di oggi è possibile fare 50 punti a scacchi in una puntata, in una mattinata, in una mezza mattinata, in un mezzo pomeriggio? Lo scopriamo. Vedete da cosa mi è partita questa cosa qui? Andiamo sul mio profilo. Andiamo nel punteggio Blitz e andiamo a vedere l'ultimo anno. Io, esattamente un anno fa, il 7 di luglio del 2025, il punteggio Blitz era di 2107. Ora, è vero che sono un po' fuori allenamento, è vero che da un po' di tempo che non faccio tattiche, è vero che da un po' di tempo che non ripasso le aperture, è vero tutto quello che volete, è vero che non sto facendo tornei, è vero che sto giocando con questo dannatissimo telefono che io odio giocare col telefono, non vedo nulla. È vero che sto giocando a 3 minuti e il tempo è sempre stato il mio punto debole, però con 3 minuti è più divertente, più veloce e impieghi meno tempo. È vero tutto, ma abbiamo raggiunto, ragazzi, guardate l'andamento, abbiamo raggiunto nel giugno 2026, neanche un mesetto fa, il punteggio più basso mai toccato, 1936. Oggi, chiaramente giocavo nelle condizioni più pietose, alle 2, alle 3 di notte, con stanchezza, giocavo quando sapevo che avrei dovuto interrompere le partite perché mi avrebbero chiamato, avevo un appuntamento. Ho giocato, ma proprio da giocatore da casino, ok? Ora basta, ora basta. Vogliamo ritornare a quei 2100. Vogliamo ritornare a quei 2100. Quindi, siccome ci hanno rotti altamente le balle, l'esperimento di oggi è giocare. Vincerò, perderò tantissimo. Farò cappellate, ne farò tantissime perché a 3 minuti secchi. E non è che c'è tutto questo tempo per pensare, magari anche le cose più ovvie che normalmente con qualche secondo in più per pensare le vedresti, non le vedi. E giocherò a 3 minuti perché ovviamente partita a 3 minuti significa 3 minuti tu, 3 minuti l'avversario, si va a 6 minuti. Se giocavo già a 5 minuti, che è già un tempo che mi piace un po' di più, si va a 10 minuti per partita e ha voglia di fare 50 punti. Quindi, se ci siete, seguitemi, che oggi cercherò di rispondere alla domanda: è possibile se un giocatore vuole un po' di più del proprio punteggio? Io sento di valere un po' di più di questi 1970 che mi ritrovo adesso. È possibile fare 50 punti con massima concentrazione? Lo scopriremo. Ragazzi, riparto da qui, 1958 punti, perché ho provato a riniziare il video e ho perso tipo la regina come un fesso non so quante volte. No, dai, non è possibile. Non è possibile una cosa del genere. Non è veramente possibile una cosa del genere. Ok, questa cosa non è buona per me. Questa cosa che tu stai facendo non è buona per me. Io credo di sì. Io credo di sì, mio caro Tigon Tontankas, come ti chiami? Io credo che sia buona per me. Credo che sia buona per me. Torre? No, o donna. Mm. Tu mi prendi qua, io ti prendo qua con la torre e ti gioco B6. B6 un pelino deboluccio lo è, però mi permette alfiere qua, alfierino qua e di raddoppiare le torri, cosa importantissima. Io non sto minimamente guardando il suo i suoi piani di gioco, ma minimamente. Questo io lo cambio se posso, perché se salta qui. Ok, è arrivato il momento della verità. È arrivato il momento della verità. Questo io lo cambio. Questo te lo cambio. Detto ciò, è stata la scelta più saggia questo? Veniamo qua, proviamo a rompere un po' di balls. La regina doveva stare dietro le torri, non davanti. Va bene così. Ok, qui io credo che non succederà assolutamente nulla di nulla di nulla di nulla. Adesso giocherà così e si andrà tutto a farsi benedire. Così e così spingi e buonanotte a tutti. E buonanotte a tutti. Bisogna trovare del controgioco dall'altro lato che non esiste. Ok, se spinge questa. Così interessante però. Così è veramente interessante. Dovrei spingere qua.
Spingere, spingere. Spingo e spingo. Forse così qualcosa succede. Spingo così. Questo gioca sulla velocità in una maniera incredibile comunque. Cattura. Facciamo così almeno. Cattura, torre. Cattura, torre, pedone. Pedone subito. Se gioco pedone subito, lui si attappa dietro. Torre mi dà una torre pedone. Torre mi dà una torre. Se gioco pedone subito. Pedone subito. Ok, io spingo ancora. Ma perché questo gioca solo sulla velocità? Spingo ancora. Gioco così. Gioco così, no? Ok, anche lui c'ha questa. Devo essere onesto, anche lui ce l'ha. Di bestia anche. Di bestia anche ce l'ha. Però, insomma, si può tenere a bada tutto, no? Forse sì. O forse sì. O forse sì. Eccola lì che non l'ha vista. Ok. Oh, dopo aver non visto 14.000 volte le cose io. E che cacchio. E che cacchio. Cioè, non è che uno può passare la sua vita a non vedere cose. Bene. Non facciamolo entrare. Non diamogli controgioco. Non diamogli controgioco. Non diamogli controgioco. È la parola chiave di oggi. Non diamogli controgioco. Non diamogli controgioco. Non glielo diamo, ma neanche a morire. Non glielo diamo se mette la torre qua. Ok, non glielo diamo il controgioco. Vediamo se c'è un matto che arriva. Un matto che arriva tipo così. Così. Ok, è arrivato. È arrivato. Va bene, va bene, va bene. Dobbiamo recuperare intanto tutte quelle perse prima. Quindi non festeggiamo, qui 50 punti arriveranno. Quando non si sa. Ok, premo cavallo F6, anche se fa D4 perché vi faccio la Budapest, che lo spiazzerà un pochettino, che non fa. Farà il London, C5, C per D. Subito premo cavallo per. Alfiere. Ok, adesso ci andiamo con donna in B6. Ok. Ok, aspetto il cambio. Giochiamo così. Giochiamo come giochiamo? Come la vuoi giocare questa? Possiamo giocare così, dai. Così, dai. Ok, questa doppiatura non mi fa impazzire, sarò onesto. Sarò onesto con voi. Sarò onesto con voi. Ok, può cambiare i cavalli. E poi giocherò alfiere qua. Vediamo se mi dà l'alfiere o se mi dà il cavallo sul mio alfiere. Ok, la faccio subito. Qualsiasi cosa mi faccia mi va abbastanza bene. Ok, il cavallo, sono più contento. Ok, quindi arriva un altro di cavallo, no? Quindi arriva un altro di cavallo. Se gioco così, arriva un altro lo stesso. Così mi mette il pedone molto fastidioso. Però credo che questa in qualche modo mi possa aiutare. Se mi cambia la donna vado di cavallo. Ok, vuoi raddoppiare? Vuoi raddoppiare? Vuoi raddoppiare? Ok, non so che cosa stia facendo. Non so se vuole sacrificare qua per prendersi le due torri. Io sarei
anche felice, però adesso ti faccio questa. Quindi il tuo piano è andato a farsi benedire, come si suol dire. Ok, debolezza sulle case scure. Vediamo un po'. Salterai, salto io, salti tu. Questa è molto carina. Ah no, perché tu c'hai questo a un certo punto che io salto qua, tu hai quella. Ok, mi mancano le idee per proseguire la partita. Motivo per cui giocherò questa. Mi mancano le idee per proseguire la partita, sinceramente. Questa è impegnativa, eh. Questa è molto impegnativa. Però a 5 spinge. Sta pensando, secondo me. Ok, qui nessuno dei due sa cosa diamine fare di questa posizione e mi pare ovvio che lui non sa come andare avanti, ma qui attacco, cioè sto cavallo qui veramente non sa di nulla. Io i miei pedoni non li tocco. Se tu li vuoi toccare, io non li tocco. Forse ci sarà a un certo punto qualche sacrificio, però ti giuro che faccio una fatica matta per vederlo. Vediamo di tenere qua. Questa c'è, questa è carina, con ottima rimanovra di questo cavallo. Questa è carina. Vedi che è saltata fuori. Che su G4 c'è appunto questa manovra famosa. Però una volta che ho fatto così abbiamo cambiato tutti i cavalli, che erano i pezzi più forti in questa posizione. Cosa otteniamo? Che tra l'altro neanche vuoi cambiare. Che tra l'altro neanche vuoi cambiare. E vabbè. B6. Ho cavallo per. E poi c'ho il cavallo qui che non sa più dove andare. Questo cavallo non te lo posso catturare, c'ho sotto il mio. O se no devo giocare B5. Qui si schioda la situazione. A favore suo però. A favore suo però. A favore suo però. Facciamo così. B5 voglio giocare. Ah, qui va a favore suo. Ok, su questa mi sta attaccando qua e qua devo giocare B5. Mi pare ovvio. E questo è un po' debole. Un pochettino. Un tanticino. Allora, cavallo, cavallo. Mhm. Tu perché hai giocato questa? Non ne ho la più pallida idea. Vuoi venire qua? Ma secondo te io ti cambio il cavallo? Secondo te ho la faccia di uno che cambia i cavalli? Ovvio che non ce l'ho. Non ce l'ho, non ce l'avrò mai. Qui bisogna raddoppiare, dai. Sta raddoppiando anche lui. Quindi mi sembra abbastanza ovvio che il raddoppino chiama. Il raddoppino chiama. Pedone passato, attenzione. Ok, non è un problema adesso. Non è un problema. Non è un problema. Ok. Così. 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 Premove tanto. Ok. Andata per il tempo. Alla fine abbiamo recuperato un po' di tempo. Anche questa partita sono tutte partite combattute. Non sono. Cioè, per ora. Ecco, questo ha abortito il gioco. Per ora non ci sono ancora quelle partite dove c'è un vantaggio netto, che ne so, un pezzo in più, o che ne so io. Andiamo di fianchetto. Di fiancetto. Andiamo di fiancetto. Allora, così si può fare? No, non si può fare. Non si può fare. Non si può fare questa. Ora sì. Allora, con donna qui non dovrei avere scoperte mortali. Questa è la teoria. La pratica. No, dai, non dovrei avere scoperte mortali. No, dai, vabbè, facciamo quelli bravi, dai. Donna così va tolta.
Non ci sono altre possibilità. Donna così va tolta. La donna così va tolta. Questa io voglio fare. Il problema è che tu non me la fai fare. G4. Vieni qua. Questa qui io devo fare. Questa, dai, intanto facciamo questa qui. Ok. Vediamo come va a finire. Potevo anche inchiodarti il cavallo e poi giocare questa, in effetti. Però poi ti avrei dovuto dare l'alfiere sul cavallo. Non lo so. G4 è nell'aria, ma lui mi gioca questa tutta la vita. Questa mi suona malissimo. Mi suona malissimo. C'è questa. Cavallo, cavallo, alfiere, alfiere, questo. E alla fine cade questo. E poi mi cade anche il pedone C4. Va bene, mi suona male questa torre, che ti devo dire? Ma non riesco a trovare il modo di punirla. Che ti devo dire? Questo ti devo dire. Ti devo dire... Stasera da dirigere una cosa. Come cosa lì? Come si chiama Mario Merola? Da tanto tempo te volevo dirigere. E questa va fatta. Oh, se ti faccio F3 e 4... È così miserabile 3 e 4, perdi l'alfiere. Ok, poverino, non poteva calcolarla. Mi è andata bene. Mi è andata bene. F3 e 4 interessante. Dovrebbe mettere l'altra torre dietro per impedirmi una cosa del genere. Tipo i 4, mettere l'altra torre dietro. Però se io faccio G4 e 4, mettere l'altra torre dietro. E io gioco G4. Oppure gioco G4 subito. E buonanotte. Facciamo i 4, mettere l'altra torre dietro e gioco G4. Mette l'altra torre dietro alfiere per D6. Però che me ne faccio del pedone? No dai, G4. Torre dietro G4. Torre dietro ovviamente non posso catturare perché mi cade tutto qua. Ok, farà alfiere per. A sto punto, presumo. Alfiere per e buttiamola in caciara. Oh, ma sai che questo mi rompe le scatole? Ha trovato il modo, però io ho il tempo sulla torre in realtà. C'ho il tempo sulla torre. È vero che facciamo alfiere per alfiere, ma c'ho il tempo sulla torre. Beh, una torre in più non è male, no? Ok, mi vuoi dare scacco? Cioè, mi hai salvato l'alfiere per cosa? E io mi salvo anch'io l'alfiere. No, prendo la qualità. Ok, giochiamo così. Questa ce la prendiamo non appena sarà possibile. Ok. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così, scacco. E qui guadagniamo... c'era il mondo qua. C'era il mondo. Rivincita, rivincita. Questo è forte, eh. Questo è forte. Vediamo che razza di mosse mi fai. Allora, io senza saperne leggere né scrivere, questa me la voglio giocare tranquilla. Ma proprio di una tranquillità che è disarmante. Ecco, è un po' incarognito. È incarognito per quello che gli ho fatto poco fa. Quindi metto il cavallo qui e chiedo un cambio di pezzi. E chiedo un cambio di pezzi. Sarebbe stato bellissimo questo, ma non è possibile. Cambio di pezzi. Poi qui c'è questa spinta e la devo fare, però prima forse questa. Cavallo qui, tempo su donna. Questa spinta va fatta, eh. Questa spinta va fatta. Questa spinta va fatta. Questa spinta va fatta. C5 anche va fatta, mi piace più questa. Quindi proviamo prima a giocarcela così. Lui metterà sicuro il cavallo qua. Gioco donna B6.
Vai, prendiamo il cambio delle donne. Lui ovviamente si rifiuterà del cambio delle donne. Chiaramente la porterà tipo in gioco di qui. E io andrò. Io me ne andrei. Cavallo qua. Cavallo qui. Molto, molto, molto brutta. Porca vacca. Ok, andiamogli a fare questa. L'idea è semplicemente cambiare, cioè non so se ha capito che voglio cambiare. Cavallo. F5. Ce la facciamo un F5? No, non serve assolutamente a nulla. Ma F5 non è male. Ok, questo sta giocando sulla velocità, chiaramente, come volevasi dimostrare. Va bene, giochiamo tranquilli, dai. Giochiamo tranquilli, tranquilli, tranquilli. Giochiamo tranquilli. Sviluppiamo i pezzi. Questo sta giocando solo sulla velocità. 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 Ora questo cavallo qui è forte. Ora questo è forte. Ora ti devi stare, amico. Ora ti devi stare. Come me lo togli quel pedone da lì? Fammi vedere. Fammi vedere che adesso inizio a giocare veloce anch'io, che mi hai scassato. Fammi vedere. Fammi vedere. Fammi vedere dove la metti sta donna. Ok, cambio. Cambio. Era proprio quello che volevamo. Torre qui, cavallo qui non fa nulla. Diamogli uno sguardo. Sto cavallo adesso perderà colonna C. Qui c'è uno scacco che non serve a nulla al momento. Importante è che non perdiamo per il tempo. Cavallo quasi intrappolato il suo. Il suo quasi intrappolato. Non può neanche mettere la torre a difesa. Questo cade. Ok, sta pensando più del solito. Questa mi farebbe un po' paura, questa, devo dire la verità, perché mi costringe a fare esatto. Mi costringe a fare esattamente questa e cavallo qui è una spina incredibile. Una spina incredibile. Boh, io gioco, cioè non so che cosa mi arriva, ma gioco. Io non so che cosa mi arriva, ma io gioco. Mi metti torre? Mi metti torre? Ah, io faccio questo a scacco, che è bellissima tra l'altro. Se appena metti la torre... Eccola qua. Eccola qua. Chiamava, chiamava, chiamava. E adesso metto quest'altra torre e penso che tu abbia perso il cavallo. Ok. Ok, game over. Game over. Ok. Ok, mi chiederà la rivincita di nuovo? Sì. Andiamo. Così lui che sistema faceva questo qui? Faceva sistema un po' del Kaiser. Facciamo così, dai. Non mi piace come sta andando. Non mi piace come sta andando. Qui si va allo scatafascio, eh. Si va allo scatafascio. Non mi piace proprio come sta diventando questa posizione. Ok, il bianco gioca tutto per la spinta C5. E ora... chi più ne ha ne metta. E ora chi più ne ha ne metta. Questa c'è subito forse, perché come lo difendi questo?
Devi togliere di nuovo il cavallo. Devi toglierlo di nuovo. Ok, tu hai fatto questa che vuoi giocare quella. Allora dai, iniziamo a giocare secondo gli standard. Secondo gli standard europei. Ok, così. Si gioca così, non è che c'è tanto da fare. Su questa credo che gioco subito questa. Lui toglie il cavallo. Ok. Non sto capendo le giocate. Non le sto capendo. Questa. Dove lo metti il cavallo? Questa. Togli il cavallo. Dove lo metti il cavallo? Lo metti lì. Questa. Metti il cavallo qua. Io gioco questa. Questa. Sì, dai, è meglio che secondo me metterlo qui. Forse andava messo qua. Andava messo qui, andava messo lì il cavallo. Andava messo lì. Qui andava messo lì il cavallo sto giro. Sto giro andava messo lì. Però facciamo così. Almeno vediamo se ci riusciamo a portare a casa qualcosa. Un avamposto, un qualcosa. Questa. Questa. Dove va la donna? Sul bianco. Va sul nero. Proviamo questa. No, zero idee, ragazzi. Zero idee. C'è G4, la faremo, figurati. La faremo G4. Donna qui che attacca il cavallo, che è tenuto dalla donna, G4. Guarda, a costo che mi sacrifica su G4. Donna qui, però c'è torre C7. Sto rivalutando questa mossa, Donna qui, torre C7 e la donna in trappola. Ma sai che l'ho rivalutata? È su donna qui. E su donna qui. Torre C7 sempre. Torre C7. Ok, mi toglie il difensore dell'alfiere. Se tu mi togli il difensore dell'alfiere siamo messi male. Però io ho questa. Tempo su donna, a parte che lui c'ha questa, io ho questa e poi comunque quella arriva. Questa non l'avevo proprio vista, sinceramente. Quando? Oh mio Dio, qui c'è qualcosa sicuro, ma non c'ho tempo. C'ho mica tempo per vederle tutte queste. Allora, questa e poi il cavallo entra qui. Non c'ho tempo di vederle tutte. La posizione offre tantissimo. Offre proprio tantissimo. Peccato non avere il tempo. Questa potrei perderla, questa. Hai finito di trovarmi soluzioni innovative? Cioè, quando hai finito, mi fai un fischietto. Ok. Ebbene, e questo va qua. Io perdo anche la torre. Però penso che sia un buon affare, no? In teoria, donna qui alla prossima. Tu metti la torre qua, no? Io metto la donna lì. O metti il cavallo qui per cambiare i cavalli. Sensata. Questa è molto sensata. Io che cambio, scendo con la donna a scacco. Ok, proviamo a dare il matto. Adesso è parabile questo matto? Mi sa che è imparabile. Come lo difende questo? È imparabile. Adesso è imparabile. Bella. Bella. Bella, gli è sfuggita. Vediamo che si inventa. Vediamo che si inventa. Ok, ha avuto fortuna, Sto giro ha avuto fortuna. Chiaramente così. Chiaramente così. Chiaramente così. Chiaramente così. Ok. Adesso siamo in difficoltà, seriamente. Così. Proviamo a vedere se esce fuori qualcosa. Se esce fuori qualcosina di caruccio. Matto. Ok. Bene, siamo 3-0 e direi che possiamo cambiare avversario. Non che non sia forte,
Molto forte, ma è agguerrito, è agguerrito. Vai. Andiamo contro un 2019. Oh, quanto la odio questa. Quanto la odio questa. Assai proprio. Non so neanche come giocarci contro, quello è il problema. Il problema è che non so neanche come giocarci contro. Questa? Questa? Facciamola questa. Questa sembra carina. Scacco. Questa. Vieni con l'alfiere. Facciamola, dai, ti voglio ridare il pedone. Sono un gentleman, ti voglio ridare il pedone. Mi devi giocare questa, no? Sì? Ah, andiamo in parità così. Però se io ti faccio prima questa, tu mi fai donna qui. Tu mi fai donna qui, mi inchiodi. Però io ti faccio questa, questa. Cambio, cambio. Secondo me stai meglio tu. Vorrei dirlo, ma stai meglio tu. Quindi ti devo giocare questa. Questa te la devo giocare perché te la devo giocare. Tu comunque mi inchiodi, io catturo. O prima il Rocco. Prima il Rocco. Posizione si è fatta tristemente triste la posizione. Si è fatta triste la posizione. Ok, coppia di alfieri, almeno un piccolo... un piccolo qualcosa, non chiedermi neanche cosa. Alfiere qua? Caruccia, alfiere qua? Alfiere qua e caruccia. Però non fa niente. Alfiere qua. Forse è più carino ancora. Devo capire, devo trovarla. Cioè, devo trovarla. Cavallo qua. Cavallo qua. È lei? È lei? Ora chiaramente dopo Arrocco, poi questo pedone sotto. Su spinta. Spinge. Su spinta, beh, sto bene su spinta, no? Non sto bene su spinta. Devo stare bene, per forza. Dai, questa credo sia buona. Ok, dai, credo di aver avuto il mio momento di gloria. Diciamo così. Penso di aver avuto il mio momento di gloria. Adesso, questa? Dove lo metti questo alfiere? Non lo metti. Facciamo così, dai. Iniziamo a tenere questo pedone. Che attaccone triplo, quadruplo, quintuplo e sestuplo. Sì. Sì. Alfiere. Cosa vuoi fare da grande? E te lo devo dare l'alfiere? Secondo me te lo devo dare sì l'alfiere. Oh, 24 secondi in tutto ciò. 24 secondi, non ci posso credere. Non ci posso credere, 24 secondi, qui muovo la regina, perdo l'alfiere. Ma pensa te. Ma pensa te. Non l'avevo visto il tempo. Cioè, mi sono proprio imbambolato che è un piacere. Non l'avevo visto il tempo. Non l'avevo visto. Non l'avevo visto il tempo. Beh, questa è persa per il tempo, chiaramente. Chiaramente persa per il tempo. Chiaramente. C'era questa. Però perdevo qua. Chiaramente persa per il tempo. Chiaramente persa per il tempo. Chiaramente. Chiaramente persa per il tempo. Scacco. E proviamo a fare qualcosa di originale. Tipo così. Ah, niente, dai. Perso per il tempo. Rivincita, però. Ti chiedo la rivincita perché mi ero totalmente imbambolato. Guarda che non me la chiede. Oh, dai, c'è 1 minuto e 41. Oh, che nervoso quando non ti danno la rivincita. Ragazzi, che nervoso quando non ti danno la rivincita. Gambettino budapestino. Oh, tanti non se ne accorgono di questa mossa e giocano in pre-move quelle. E quindi facciamo così.
questo. Sto cavallo. Sta messo bene lì, secondo te? Mamma mia, sto alfiere. Sto alfiere. Mamma mia. Ok, qui credo che si catturi con il pedone, questo qua. Andiamo così. Andiamo così, credo. Così. Così, così, così. Supportiamo. Supportiamo con questa. Lo supportiamo con questa. Cattura, cattura. Ah, questo è caruccio. Questo è caruccio, secondo me. Lui c'ha questa, però questo è caruccio, perché c'è, se lui arrocca c'è cattura. Non ha arroccato niente. Non ha arroccato, ok, c'è il fiere F5 che è sempre caruccio dopo l'arrocco, minaccia cavallo G3 e si minaccia la donna. Ok, questa c'è, questa c'è, questa c'è. Questa non c'è più. Torre con la stessa minaccia. Minaccia torre per alfiere, donna e sempre cavallo G3. Forse si torna in parità. Cattura, cattura. Questa, sì, credo che si torni in parità, assolutamente sì. Facciamola. Forse questa subito, scusami. No, perché questa non difende anche. Niente, dai, ho calcolato male, pensavo di guadagnare qualcosa, ma si torna esattamente in parità, a meno che prendo la donna. Così, per dire. Che ne dici? Non era male prendersi la donna. Poverino, è arrabbiatissimo, ma tranquillo, amico, succedono a tutti. A me non sai quanto volte succede. Ok, un calcolo nato male, cioè nato male. In realtà non c'era niente di che in questa posizione. Andiamo di sistema colle. Vediamo se me lo fa fare, perché devo ancora trovare uno che mi fa fare bene il sistema colle. Eccolo, sistema colle, ragazzi. Ragazzi, sulla Matto Scacco Academy è già pronto il corso con 25 lezioni. Verranno aggiunte altre perché non è ancora terminato. Però intanto potete già accederci, che è cosa buona e giusta. Quindi va bene così. Ah, qui anche F4, bella come manovra. F4, torre che va in H3. Molto bella, sincero. Devo essere sincerissimo. Devo essere sincerissimo, signor giudice. Ok, se mi catturi qui, io sono onesto. Ok, minaccia questa. Qui alfiere per, chiaramente non perdo la donna, non la metto sulle caselle scure. Ah, arriva questa, arriva questa. Ok, 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 ok. Allora, ho capito il tuo giochino, l'ho capito. Questa, io gioco questa, tu giochi G6. Questo tu giochi qui. Tu vieni qui. Ho capito il tuo giochino. Se io facessi così, che ci perdo? Questa non l'avevi calcolata, eh? Bella questa. Questa è bella. Scacco. Questa è bella. Oppure torre. Deve venire qui. Matto. Ricalcoliamo. Torre. Unica qui. Donna. Matto. Sì. Torre e matto. Perché c'è l'alfiere che tiene. No, non è scacco. Ma quanto sono stupido. Ma quanto sono fesso. Quanto sono fesso. Io non lo so. Non era scacco. Di alfiere era più veloce. Vabbè, forse si vince uguale. Però se questa la perdo, io ti giuro, se questa la perdo, io mi ritiro dagli scacchi. Ve lo dico, ve lo dico. Cioè, dai. Vabbè, qui matto in due è lo stesso, però. Ok, dai, matto. Dimmi che non ho visto un altro abbaglio, scacco e matto. Oppure matto così più bello. Oh, ok, 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 ok. Ah, si hanno un po' di... no, rivincita, rivincita. No, mi aveva chiesto la rivincita.
Non so se è sempre lui. No, è un altro questo. Ok. Andiamo sempre di Aliekin. Andiamo. Andiamo, amici. Andiamo a comandare. Andiamo a coma pedone. Non so se son pazzo o mi piacciono i pedoni. Questa donna qui. Doppio attacco qui sopra. Torre, alfiere di 2. Ah, aspetta, questa. Donna. Donna, alfiere di 2. Torre, 3 attaccanti. Vabbè, non ce l'ho, dai. È inutile che faccio, non ce l'ho. Vabbè, dai, l'alfierino va preso. Un alfierino onesto non ha mai fatto male a nessuno. Ora c'ho questo pedone che è un problema. Però, se io ti giocassi questa, oppure vengo qua e poi ti gioco questa. E poi vengo qua e tu giochi così. Vabbè, dai, così, dai. Questa doveva andare così. Doveva andare così. Brutta come la morte. Brutta come la morte. Ok, la donna tiene tutto. Ancora per poco, sinceramente. Ok, questo forse... Forse questa riappara la situazione. Ok, 2 pedoni di vantaggio. Ce li teniamo. Ce li portiamo a casa. Vediamo se riusciamo a portarceli a casa e vincere la partita. 2 pedoni di vantaggio non sono assolutamente nulla a livello di... Mi fa paura queste minacce. Queste minacce mi fanno paura. Ok, spingiamo. Spingiamo. Pedone passato va sempre solo spinto. Ok, cercherà di darmi qualche fastidio. Giustamente. Attenzione al tempo. 48 secondi. Attenzione al tempo. Qui spingiamo solamente, Torre qua. Mi obbliga a fare questa, che non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Ah, doppio di torri, eccolo qua. Hai visto? Hai visto come va a finire? Dai, prendiamo promozione. Prendiamoci una donna, ti prego, fammela vincere questa. Fammela vincere. Mamma, le due torri vincono sulla donna! Le 2 torri vincono sulla donna! Pazzesche, 2 torri che si difendono a vicenda, che supportano il pedone. Mamma mia, devastanti. Va bene. Va bene, si va. Quanti punti siamo? Eravamo 1900... Boh, non mi ricordo. Andiamo sempre il sistema colle con la velocità che ci appartiene. È diventata una semislava, senza saperlo. È diventata una semislava. Una Cambridge Spring. Ok, a 3. A 3 lo facciamo a 3. Se mi cattura qui, vado di alfiere. O vado di pedone e poi faccio questa. Alfierino. Vado di pedone, scelto. E 4. Spinta e 5. E penso di stare abbastanza bene. Devo stare bene, dai. Devo stare spinta e 5. Devo stare bene. Cioè, qui come minimo c'ho il dono greco.
Ce l'ho il dono greco, sì che ce l'ho. Ce l'ho, per forza. Per forza che ce l'ho. Vediamo come va a finire. Ah, c'ho sempre una paura matta di come va a finire sto dono greco. Ah, perché metti il cavallo. Ah, metti il cavallo, io c'ho questa. E mi riprendo un pedone. Metti dietro la torre, c'ho questa. Metto il pedone, metti la donna qui. E buonanotte. E allora senti, io ti tengo qui così. Ti tengo sotto i scacchi. Tengo così. Dai, più interessante questa che prendermi. Non l'avevo vista questa. Non l'avevo vista, devo giocare F4. F4 forse mi salva, zitti tutti. Zitti tutti, F4 non l'aveva vista neanche lui. C'è sempre questa, scacco di scoperta. Vengo qua. Vengo qua che è un piacere. Sempre scacco di scoperta. Ok, va bene, questo non è un problema perché io adesso ho appunto questa. Scacco di scoperta e come minimo mi riprendo il pezzo oppure prendo la torre, ma a me piace più riprendermi il pezzo però anche qui prendo perché questa tu metti la donna qui e io c'ho questa e tu questa e io c'ho questa, funzionano tutte credo, funzionano tutte, però forse questa è più veloce che c'ho il matto. Questa cosa fai? Vieni di torre, questa vieni di torre, questa forse vince. Perché c'ho il matto qua se va di cavallo. E se viene di torre c'è questa intermedia. Giusto, questa intermedia scacco. Questa intermedia scacco. E poi mi riprendo qua. Ok. È tenuto dal cavallo, abbiamo detto. No, non era tenuto dal cavallo. Ok, chiudiamogli l'alfiere. Via, via. Via, via, via. Evitiamo rotture di balle. Giocherà sul tempo tutta la vita. Andiamo avanti. Prendo un'altra regina. Mi prendo un'altra regina. Anzi. Wow! 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 E si rivedono i 2000, signori! Si rivedono i 2000. Cavallo F6 premove. Si rivedono i 2000. Mamma mia, mamma mia. Ah! Io amo questi giocatori che fanno queste cose strane. Allora, contro questi, sai come bisogna giocare? Perché loro hanno tutti i loro piani del Kaiser e arrocco lungo, capito? Perché loro hanno tutti i loro piani del Kaiser, quindi io vado per arroccare lungo adesso, ok? Non voglio sapere niente, io arroccherò lungo. Non voglio sapere assolutamente niente, io arroccherò lungo. Arroccherò lungo. Questa me l'hai fatta perché? Hai paura di salti del cavallo? Non l'ho capita, non l'ho capita. Vuoi fare B4 espanderti? Può essere. Può essere. Io questi giocatori li amo, ti giuro. Ti giuro che li amo. Io non ti faccio capire dove è Rocco. Che devo fare? Che devo fare? Faccio così, dai. Non si capiva, cioè non si capisce, purtroppo ho dovuto arroccare, non si capisce niente. Si capisce una mazza. Qua voglio andare. Qua voglio andare perché voglio utilizzare anche questa. Questa funziona. Cavallo. Allora, io c'ho pedone, c'ho cavallo. Pedone, però tu stai meglio qui così secondo me. Invece se io ti chiudo così e ti metto la regina, forse sto un pochettino meglio io così. C'ho pressione su questo pedone. Le partite più strane che abbia mai visto. Ok, portiamo questo pedone fino alla fine. Ok, vuoi spingere F4, se no non si spiega. Portiamo l'alfiere nella sua casella migliore.
Facciamo così e gli togliamo ogni dubbio. E adesso niente, raddoppio sulla colonna D, è l'unico piano sano che mi viene in mente di fare. Ok, se me lo catturi sono felice, se spingi qualche idea forse ce la puoi avere. Catturi. Questo cade, te lo dico. Questo te lo dico che cade. Ok, puoi rompermi le scatole, cambio di cavalli. E se te la faccio subito questa? No, direi che non posso fare. Ok, proviamo il cambio di donne. Che lui eviterà. No, l'ha fatto, sul serio? Ok, non me l'aspettavo il cambio di donne, devo essere sincero, al 100%. Non me l'aspettavo proprio. Spinta? Spinta, questo cavallo lo portiamo nelle retrovie. Ma anche qua, anche qua in realtà. Anche qua. Ok, cavallo, organizzati. Così e così. E abbiamo tolto il problema. Così. Se non la spinge lui, chiaramente. Se non spinge lui, se spinge lui va così e così. Ok, meglio così. Ok, adesso cade. 3 attaccanti sopra, direi che sono abbastanza per cadere. Qui lui non può mai mettere la torre. Direi che ci siamo, siamo anche bene messi col tempo. Direi che ci siamo amici, eh. Forse questa è la volta buona. Starà organizzando qualcosa di mortale? Non lo so. E non so neanche se lo voglio sapere. Questo non fa niente. Non fa niente perché c'è l'alfiere. Forse non lo vede. Beh, e adesso arrivano le torri gorilla. Torri gorilla, ragazzi, sono le 2 torri in settima traversa, o in seconda traversa in questo caso, sono fortissime. Vado di torri gorilla. Vado di torri gorilla. Anche se c'è l'alfiere qui. Ma nel caso io posso cambiare e poi farti il gorillone, eh. Nel caso io posso cambiare e farti il gorillone. Per esempio, se io già ti cambio un paio di torri, secondo me tu inizi a stare un po' peggio. Per esempio, no? Cambia un paio di torri. Oh mio Dio! Aveva messo l'alfiere qui per... No! Bella, bella. Sai quando non consideri le mosse del tuo avversario? Porca vacca. Mi ha fregato alla grande, mi ha fregato alla grande, ma mi ha fregato alla grandissima, mi ha fregato. Va bene, va bene, va bene, va bene così. Va bene anche così. Va bene anche così. Va bene anche così. Va bene anche così. Ok. Questo cavallo, chi prenderà? Il cavalluccio o l'alfierino? L'alfierino, dai. Pedone per, in premove. Sì, che poi c'ho pedone e pedoncino gratis. Appena arrocchi. Perché... Ah no, c'hai lo scacco? No, non ce l'avevi lo scacco. Perché poi tornando dietro col cavallo te lo mangiavo. Va bene, posizione equilibrata. Non dimmi che fai rocco corto, che sei un folle. Ok, stai organizzando la rocco lungo, giustamente. Giustamente, se stai organizzando la rocco lungo, chi sono io per non fartelo fare? Tipo questa. Questa è caruccia, secondo me. Così esci fuori con la torre. E 4, che è ancora più bella. E 4 vieni qui e prendi il doppio. Secondo me è ancora più bella e 4. E 4, funziona. Ok, vieni qui, mi inchiodi il cavallo che... Ok, questa dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare, per forza deve funzionare. Questa, pedone, e col posso andare anche di donna, cambio di donne, non c'è più, capito? Questo, poi c'è il cambio di donne e si salva. Invece così, così me la dovrei cavare. Così dovrei cavarmela alfiere 2 e sono in una botte di ferro. Dai, pezzo in più. Adesso non può neanche arroccare, però può mettere giustamente la donna. E adesso io me ne vado con uno scacco.
e ti metto e arrocco io, per esempio. Arrocco io, tra l'altro posso giocarti questa tra le altre cose, perché poi c'ho cavallo per. Ti posso giocare questa, tu mi fai questa. Però, dato che noi siamo dei gentiluomini, questa, 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 questa. Facciamo così, dai, facciamo così, giochiamo bene a scacchi. Ecco, era meglio la variante di prima. Era decisamente meglio la variante di prima. Giochiamo bene a scacchi. E poi facciamo... non me l'ha preso sto pedone. Questo è un grave errore. Grave, 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 grave. Grave, grave, grave errore, secondo me. Secondo me è un grave errore. Andava preso questo e dovevi fregartene di quello lì. Cavallo, riesci a mostrare tutta la tua possenza? Mio caro cavallino. Riesci a mostrare tutta la tua possenza? Tipo così. Tipo così, tipo così. O tipo così e ti cambio semplicemente i pezzi. E sono la persona più felice del mondo, però tu me lo sorreggi. Sì, dai, io penso che dovrei cambiare, che se faccio così mi avventuro in cose dove poi non riesco a mettere la torre. Invece questa la voglio assolutamente fare. La voglio assolutamente fare. E giochiamo così. Giochiamo così. Ok, la donna sua non può entrare da nessuna parte. Sono abbastanza organizzato. Ma io penso che proverò un attacco di questo tipo. Donna sul nero, magari mi entra anche qui. Tolgo il cavallo che difende qui. Niente donna sul nero. Ok, posso provare questa intanto per prendere un po' di tempo. Non muovo nessun pedone. Donna sul nero, la faccio adesso. Ok, la donna rimane sul nero. Controlla anche la colonna aperta. Il cavallo adesso dà una mano. Il cavallo adesso inizia a saltare, E se inizia a saltare il cavallo sono guai. Sono guai se salta questo, Sono guai seri. Sono guai seri. Scacco. Ok, mettiamoci a raggi X. Questa è sbagliata. Mosso un po' troppo in fretta. Facciamo così. Così. Ok, pedone passato. Pedone passato. Pedone passato. Era un pedone passato. Era un pedone passato. Poi si sa cosa sia successo. Ah, ho sbagliato. Oh, ho sbagliato. Ah, ho sbagliato tantissimo. Tantissimo ho sbagliato. Tantissimo. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ho sbagliato tantissimo. Ma dai, ma non si può giocare così, ma non si può giocare così, non si può giocare così, non si può giocare così. Dai, amici, dai, dai. Ma si può giocare così secondo voi? Ma è ovvio che no, ma è ovvio che no, dai. Dai, dai, dai. Fai C4, che è sbagliata. Falla, ti prego, falla. Ho bisogno che tu la faccia. Ho bisogno. Niente, non la fa. Qui c'era questa subito. Se non mi sbaglio. Ok, bene. Questa c'è assolutamente nel corso sul sistema colle. Se volete
iniziare a vincere partite facilmente, questa è una delle mie mosse preferite. Addirittura c'era sotto anche l'alfiere, c'era tutto. Per fortuna ho recuperato in fretta la sconfitta di prima che, cioè ragazzi, imbarazzante. Imbarazzante, imbarazzante. Sempre il bianco, sempre sistema colle. Sempre sistema colle, amici. Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Siamo pronti, più pronti di lui. Non la può più fare, non la può più fare, non la può più fare. Ok, qui c'è G3. C'è sia cavallo qui, ma c'è anche G3. La preferisco, sto giro. A sto giro la preferisco, che è un piacere. Va bene, no problem. Noi non mettiamo limiti all'immaginazione. Il cavallo qui è forte suo, il cavallo qui suo è forte. Come giocherò ora? Non lo so. Spingerò su F5, ma la rottura su F5 secondo me è pressoché improbabile. Andiamo a rompere così, magari. Che veramente non... Lui qui non farà niente di niente. Devo solo capire... come posso creare qualcosa di caruccio qui. Perché ok, il cavallo mi può anche entrare qua. Ok, non mi entra più. Il cavallo mi entra qua allora. Giusto, no? Il cavallo mi entra qua. Se mi dai l'alfiere sono molto felice. E adesso con questo cavallo, piano piano, piano piano... Ah, tu vuoi cambiarmi i cavalli. Io ti metto un cavalluccio qua. Così immobilizziamo la situazione, però. Immobilizziamo la situazione. Immobilizziamo la situazione. Facciamo così. Non mi piace, non mi piace. Ok, l'hai fatta? Sai che non ci speravo che la facessi? Ok. Io c'ho questa. C'ho questa. Qui c'ho questa qui, questa qui. Questa, poi entro sul nero con la donna. Oppure c'ho G. Tu mangi sostegno, io mangio qua. E non funziona. C'ho questo. Ok, capiamola un po' come organizzarla, perché questa ha del potenziale, ma deve essere organizzata, Quindi con calma, con calmissima ce la organizziamo. Quindi portiamo i pezzi in attacco prima della rottura. Se gioco G4, se gioco G4 subito, per esempio, dovrebbe funzionare, no? Ok, donna. Ok, qui pedone, tanto non c'è assolutamente nulla. Questa posso sacrificare la torre e penso che lo farò subito. C'ho questa che è bellissima con donna. Questa è più bella però. Questa è più bella. Questa è più bella. Questa è più bella. Questa è più bella. Beh, qui questa è persa, penso. Penso sia persa. Penso sia persa. Dimmi di sì. Non ha modi per difendere il matto. C'ha l'alfiere, gioco donna e poi matto alla prossima. Ottimo. Grazie, il colle è devastante. Scacco matto. Devastante, devastante, devastante. Oh, oh, iniziamo a ritornare sui 2000. Iniziamo a ritornare sui 2000. Oh, oh. Gambetto Budapest, Gambetto Budapest. Non l'ha visto. Ma vedi che non lo vedono mai? Cioè, sono così... sono così ossessionati. Questa te la faccio subito che è troppo bella. Ma troppo bella per non fartela. Scusami, amico. Scusa, amico. Scusami, non volevo. Non volevo essere così crudele e brutale con te. Non volevo. Cavallo. Non puoi perché c'è la donna. Allora, io volevo giocare questa in realtà. Volevo giocarti questa, che secondo me ha del potenziale. Secondo me ha del potenziale. Tipo così, e poi gioco così. Dai, questo chi sono io per non prendertelo? E chi sono anche per non giocare questa? Non sono veramente nessuno per non fare queste mosse. Questa arriva, quindi
Prepariamoci che questa arriva e si mette qua. E si doppia i pedoni. Però abbiamo questa che rompe un po' le scatole. Lui si metterà qui per cercare di doppiarsi i pedoni. Niente, io gioco questa allora. O c'è di meglio? A parte che è tenuto qua. Giochi questa. È tenuto qua, però tu giochi questa e mi costringi. Faccio così, dai. Faccio così perché non voglio tenere la donna dipendente da sta roba. Se gioco alfiere qui, non te lo voglio dare. Se non te lo volessi dare l'alfiere e volessi fare per esempio una simpatica rimanovra così, secondo me è molto carina questa idea. Puoi arrivare col cavallo qui, per carità. Per carità. Per carità. Ok, abbiamo tutto il tempo del mondo per farla. Abbiamo tutto il tempo del mondo per farla. Ok, che mi prendi... Sai che non me ne sbatte proprio anche dell'impedonatura? Ma me ne sbatto proprio sia di questa che di questa. Sincero, nonostante sia scacco, Sincerissimo. Sincerissimo. Devo essere sincero fino in fondo. Me ne sbatto completamente in Marones. In Marones. I Marones. Andiamo qua. Addirittura. Addirittura. Vabbè, adesso faccio così, ti do l'alfiere bianco che non mi serve più, l'abbiamo capito. E andiamo sul nero. Col cavallo e la donna. Giusto? Se non mi serviva più. Ok, le torri devono ancora capire come giocarsela. Tipo così, questo è un bel modo, secondo me, per giocarsela. Così entra in gioco anche la torre. 35 secondi. Cavallo. Cavallo insidioso. Questa. Allora, facciamo entrare in gioco anche le torri. Togliamo il re appena possibile, perché questa c'è. Quindi questa la facciamo. Togliamo appena possibile. Questa impresa non può catturare. Ora questa mi piace di più. E ora questo lo posso mangiare? No, non lo posso mangiare. Non lo posso mangiare. Ok, ok. Facciamo così. Minaccio questo. Scacco. Minaccio questa. E ci portiamo anche... E ci portiamo anche... La torre dietro. Ah no, c'è questa. Vabbè, così è vinta, così è vinta. Meno male che ha calcolato male anche lui. Così è vinta. No, mi ha chiesto di ritirare la mossa. No. No, amico, mi spiace. Mi spiace. Hai mosso lì e quindi... Oh, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che belle partite che stanno uscendo. Stanno uscendo bellissime partite. Ma io prendo sempre qua. Cioè, ormai è un vizio. È un vizio. È un vizietto. È un vizietto. È un vizietto. Ok. Aspetta, così. Calloni qui. Rocco. Pedone. Pedone. Aspetta, facciamo prima questa, va? Perché... non mi fa impazzire. Ok, il mio avversario ha lasciato la partita. No, dai, non possiamo vincerla così. Cavallo. Questa, alfiere. Pedone.
Vabbè, giochiamo così, va. Ma questa secondo me non è male. Non è malvagia questa. Questa non è malvagia. Ho C5. Non è per niente malvagia questa. Vorrei semplicemente giocare H6 per questo alfiere, che lo voglio salvare. Ma no, dai, questa non mi fa paura. Mi deve far paura. No. Catturo qui così. Tu catturi di cavallo. Io gioco alfiere. Mi deve far paura. B5. Oppure che posso giocare per tenerlo. Posso giocare così. Posso giocare così, lo tengo. Penso che questa sia la mossa più sbagliata. Carlsen non l'avrebbe mai fatta neanche in 10 vite. Però dai, può avere il suo senso, no? Oh, adesso sto bene. Adesso sto bene. Adesso sto bene, sinceramente. Ok, creiamoci una via di fuga. Ah, il suo alfiere può uscire? O è perso? Mi sa che è perso l'alfiere. Ha perso l'alfiere perché si è tolto le ritirate. Si è tolto le ritirate. Si è tolto le ritirate. Si è tolto le ritirate, io però ho questa. Io ho questa. E vabbè, va bene, c'ho un pezzo in più. No, c'ho qualcosa in più ce l'ho, no? No, c'ho solo un pedone in più. Ho sbagliato i conti, maledizione. Ok, fissiamogli la debolezza, che è questo. Questo è fissato. Ora, adesso che questo è fissato, si attacca, semplicemente. Proprio semplice, semplice. Semplice, semplice. E questo lo portiamo su così. Ah, no, questa non si può fare. Si può fare questa però. E poi si può fare... come, come faccio a farlo? Si può fare... Oh, ma sai che mi rompe le scatole questo alfiere? Che giro devo fare per attaccarti qua? Fammi capire. Ok, uno spaziettino per evitare il matto in ottava traversa? Che dici, ce lo creiamo dopo? Così. Ma sai, mi fa una paura matta questo alfiere che non puoi capire. Ah, 29 secondi, ecco perché fa ste mosse del Kaiser. 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 Devo muovermi anch'io. Devo muovermi anch'io. Devo darmi una mossa. Devo darmi una mossa totale. Ok. Sta giocando totalmente sul tempo. Ah, giusto, giusto. Giusto, giusto, giusto. C'era, c'era. C'era, bravo. C'era, c'era. C'era. Vai che vado a promozione. Mangiatelo. Mangiatelo che vado a promozione. Mangiatelo che vado a promozione. Vabbè. Vabbè. Rivincita. Rivincita.
Vabbè. Ah. Che mossa. Sì, sto giocando da bianco col nero. Sto giocando da bianco col nero. Che mosse del Kaiser. Che ho fatto. Ero lento. Però non stavo giocando male alla fine, eh. Ero lento, non stavo giocando male. Ero lento, non stavo giocando male. Oh, e questo me lo prendo. Questo me lo prendo. Fai quello che vuoi, ma questo me lo prendo. Questo me lo prendo. Fai quello che vuoi, ma questo... Scacco. Attenzione, attenzione. Attenzione, cosa sta per succedere? Matto. Semplicemente. Bella. Mi è piaciuta, mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta. Dai, direi l'ultima, non so, forse 50 punti li abbiamo fatti? Sai che non lo so. Eravamo... Sì, dai, eravamo più o meno 1960, siamo a 10. Io credo che li abbiamo fatti. Credo che li abbiamo fatti. Credo che li abbiamo fatti. Allora, questo è un altro capitolo che c'è sempre sull'Accademia, sulla Scacco Academy, sul Colle. E qui in teoria perde la partita. In teoria. Su questa linea abbastanza forzante. Sì, credo che era così. Credo che era così. Credo che era così. Credo, non vorrei dire baggianate. Non vorrei dirle le baggianate io, eh. Non sono uno che dice baggianate, però... no, ho sbagliato. Non era così. Non era così, non dovevo prenderlo quello, porca vacca. Abbiamo questo, questo. Vabbè, facciamo così. Ci accontentiamo di poco. Ci accontentiamo veramente di poco sto giro perché... Ok, poi col cavallo qui minaccio qui, quindi devi difendere lì, ma poi va bene, va bene. Mamma se ci accontentiamo di poco però, eh. Tra l'altro lui c'ha Alfiere qui che è molto carina. C'è Alfiere lì che è molto carina e niente, non gliela facciamo fare. E questa qua. Sai che ho una paura matta? Faccio così, faccio così. Ho una paura matta di quei due pedoni così al centro in un finale di questo tipo. Non me la sento. Non me la sento. Giochiamo standard. Giochiamo standard. Ok, andiamo subito ad attaccare qui, alfiere qua. E noi proviamo a rompergli le scatole a questo alfiere. Giusto, no? Cosa c'è di male nel rompere le scatole ad un alfiere? Assolutamente niente. E se lo perde? Se lo perdesse questo alfiere? Tipo qua G4. Deve andare in C2, torre e ha perso l'alfiere. Ah, c'aveva quella. Ah, senti, ma lui non può giocare così e essere ancora vivo. Cioè, c'è qualcosa che non va. Cioè, c'è proprio qualcosa che non va. Cioè, dai, devo vincere qui, no? Come si vince questo? Aiutatemi a capire come si vince questo. Non lo so. Questo è devastante. Quella è devastante, quella è devastante. Quindi facciamo così, gli facciamo fare questa e... C'era. C'era, io c'ho questa, no, non ce l'ho. Va bene. Va bene, l'hai voluta tu, amico. L'hai voluta tu. L'hai voluta tu. Ok, ok, inizia a scombinarti un po'. Inizia a scombinarti un po' che non fa mai male. Scombinati. Scombinati un pochettino.
Ah, sei veramente pesante sei, eh. 17 secondi, ma quando? Quando 17 secondi? Quando? Quando li ho fatti 17 secondi? Quando? Quando? Quando li ho fatti 17 secondi? Quando? In che modo? In che modo 17 secondi? Non lo so, vabbè. Vabbè, no. Questo è un gioco che non fa per me. Va bene, mi fermo qui, dai, mi fermo qui. Mi fermo qui. Cioè non sto calcolando niente. Vabbè, 2 secondi. Buonanotte. Allora amici, io credo che all'inizio del video forse sui 1960 così c'eravamo, quindi forse questi 50 punti ce li abbiamo fatti. È che quando uno inizia un pochettino a ragionare un pochettino a scacchi va a finire così. Niente, qui ci voleva come minimo l'incremento di 2 secondi a mossa, ma va bene. Abbiamo fatto un esperimento, ci siamo divertiti e giocate a tempo lungo. Questi non sono scacchi, ci saranno stati mille errori, soprattutto anche da parte mia, quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao.